Due ladre evidentemente un po' sfortunate perché sono finite in un condominio di Sottomarina che è abitato anche da un poliziotto e che evidentemente non è un poliziotto che dorme e le ha colte in flagrante. Adesso non sappiamo esattamente cosa abbiano fatto, sappiamo che questa mattina è in corso il processo per direttissima del quale onestamente abbiamo poche speranze che finiscono in galera. Una delle due è in evidente stato di gravidanza molto avanzato. Questa mattina il processo ha anche avuto dei rallentamenti perché non c'era non avevano subito disponibile un traduttore, e sono due della Serbia, queste due signore, e siamo in attesa di sapere come andrà a finire questo processo per direttissima. A margine di tutto questo, dobbiamo dare purtroppo una notizia non bella, in quanto è la seconda volta che al mercato del giovedì veniamo appunto informati che ci sono stati dei borseggi. Un portafoglio lo scorso giovedì e un altro portafoglio questo giovedì da una signora che aveva i documenti, il bancomat, eccetera, eccetera, è già andata a fare tutta quanta la denuncia di furto praticamente. Ci dispiace un po' questo perché erano tantissimo tempo che non venivano segnalati i borseggi. Qualcuno aveva detto grazie alle vostre telecamere che siete ogni volta il giovedì che riprendete, ma evidentemente, visto anche quello che sta succedendo a Venezia, che ce n'è veramente una marea che vanno a rubare praticamente ogni giorno, e anche perché purtroppo con questa riforma Cartabia purtroppo vanno in galera solo se c'è la denuncia di parte. Uno si mette a fare una denuncia per poi andare a finire a Venezia, è un po' difficile. Comunque questo è quanto, e quando avremo maggiori aggiornamenti sul, diciamo, cosa avrà decretato il giudice, il processo di questa mattina, sarà nostra cura informarvi il prima possibile. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.